Non passo, mi fermo lì dove avete messo i picchetti. No, non si può, si sta frenando tutto. Le immagini stesse girate dal coordinamento Veneto Pedemontana Alternativa danno l'idea del rischio corso. Sono su un'area demaniale, la responsabilità è mia. Sta frenando. Una tragedia evitata per miracolo, in quel momento gli operai non erano al lavoro in quel tratto oppure avevano avuto qualche avvisaglia, ma a rischio potevano essere anche i molti passanti. Un miracolo che anche i passanti, perché quell'argine praticamente è crollato un argine di circa 40 metri con una estensione fino a 25 metri, diciamo l'area, il foro, che adesso in queste ore penso si stia allargando, ma è una zona frequentata da persone con i cani, da persone che vanno a funghi, da persone che passeggiano. 40 metri di argine sono piombati 25-30 metri più in basso alla base del tunnel, una situazione che rischia di peggiorare di ora in ora anche a causa del maltempo che sta imperversando, essendo tra l'altro una zona di risorgive e dunque di per sé fragile. È un'area delicata dal punto di vista geologico, molto pericolosa se si va a sollecitarla, no? E avevamo predetto le mancanze di questo progetto. A noi pare assurdo che non abbiano spostato il Poscola e poi fatto l'opera. Un tratto maledetto quello della Pedemontana tra Castel Gomberto e Malo che termina a Villaverla. Circa un anno fa nel verso opposto, scavando nella roccia, era morto un operaio per un crollo analogo. Il lotto più costoso da solo costa 600 milioni, di cui quasi 500 solo per il tunnel. E ricordiamo, a tutt'oggi, gli espropriati non hanno ancora visto un becco di un quattrino, mentre i costi lievitano. Noi l'avevamo detto ancora a marzo e anche negli anni precedenti che quell'area, che quel punto lì dal punto di vista economico, non solo ambientale ma economico, era un punto delicatissimo. Questa situazione è in grado di far esplodere i costi. Non manca l'apprensione da parte dei comitati, sono bastati pochi millimetri di pioggia a provocare, dicono, un tale danno e il rischio che si possano verificare altri crolli è altissimo. Non ci si può fidare dell'area in cui si sta scavando.